Raffiche di vento a 115 km all'ora, tra le conseguenze anche il distacco di alcuni frammenti del campanile di San Marco. La zona intorno è stata transennata. Maltempo, danni e paura nelle spiagge. Tromba d'aria a Chioggia, a Bibbione un 17enne ferito alla testa dal surf volatogli addosso, danneggiamenti anche a Jesolo. Non viene eseguita la dovuta manutenzione alla canaletta tra via Vallone e via del Boschetto a Carpenedo, con il rischio allagamenti per i cittadini, l'appello di un residente. La morte di Niccolò Ghedini è avvenuta a Milano all'età di 62 anni, politica in lutto. Il coordinatore regionale di Forza Italia, Michele Zuin, racconta: ci siamo sentiti soltanto pochi giorni fa. Da Santa Maria di Sala, città natale del senatore Ghedini, dove risiedeva con la moglie e il figlio, il ricordo inedito del sindaco, l'avvocato Natascia Rocchi, era il più piccolo dopo 3 sorelle. Contro i colpi di sonno in autostrada lungo la A4 prorogato il caffè gratis dalla mezzanotte lungo le aree di Arino. L'obiettivo: incentivare le soste a favore di una maggiore sicurezza. Le elezioni politiche del 25 settembre, l'anomala campagna elettorale estiva che entra nel vivo da lunedì alle 21:15. Tornano il confronto e il dibattito di Ring, e il talk show di Antena 3 raddoppia il martedì. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antena 3. Partiamo dal maltempo che si è abbattuto violentemente anche sul veneziano all'ora di pranzo e poi nel primo pomeriggio. Colpito il campanile di San Marco, da cui sono caduti alcuni frammenti, danni a Chioggia ma anche lungo le spiagge del litorale fino al lido di Venezia. Pioggia battente, forti raffiche di vento si sono abbattute violentemente sul veneziano nel primo pomeriggio. Anche il campanile di San Marco è stato colpito dal nubifragio che con la sua potenza ha provocato il distacco di alcuni frammenti di mattoni. I turisti che erano in visita sono stati fatti uscire immediatamente e la zona transennata. Alla base del campanile sono visibili alcuni pezzi di mattone rosso caduti dall'alto. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 115 km all'ora. Per circa 10 minuti sono state così violente da rovesciare i tavolini all'aperto e gli ombrelloni in piazza San Marco. Due persone, tra cui un ragazzino, sono rimaste leggermente contuse. C'è chi ha anche ripreso pezzi di scuri cadere in acqua. Cascai scuri. Momenti di paura anche al lido di Venezia, dove il vento ha danneggiato molte strutture all'aperto, chiusa la spiaggia di San Nicoletto. Un camion che si stava imbarcando su un ferryboat si è inclinato per effetto delle folate di vento. Nella zona dei giardini è stato divelto il chiosco di un'edicola. Danni anche a Chioggia, con raffiche di vento e pioggia che si sono abbattute sul centro storico e sul mercato, oltre ai danni agli stabilimenti balneari. Sul posto il sindaco Armelao. Abbiamo avuto più di tutto problemi nel centro storico, in Corso del Popolo, dove era in corso anche il mercato settimanale, quindi diversi banchetti degli ambulanti sono stati colpiti e abbiamo avuto una caduta di un albero nel quartiere di Saloni e anche di un muretto nella zona della chiesa di San Domenico. Ho attivato il COC, il centro operativo comunale di protezione civile, e scriverò adesso anche al presidente del Veneto Luca Zaia di dichiarare lo stato di crisi anche per il nostro territorio, che ha subito comunque dei danni. Adesso dobbiamo ancora quantificare quanti. Sono appena stato qui al pronto soccorso per sincerarmi che non ci siano stati interventi dal punto di vista sanitario. Da quello che mi dicono non hanno avuto richieste di intervento per persone che sono state ferite a causa di questa perturbazione violenta che si è abbattuta sul nostro territorio comunale. Spiagge danneggiate anche a Cavallino, Eraclea e Bibbione, dove un ragazzo di 17 anni è stato colpito alla testa, alla schiena e alla gamba destra da una tavola da surf volatagli addosso. È stato soccorso dal bagnino e ora è in ospedale a Portogruaro per accertamenti. La strada iesolana è rimasta bloccata per la caduta di un albero in mezzo alla carreggiata. Colpita la spiaggia di Oroviccia, Jesolo, dove sono andati distrutti una cinquantina di ombrelloni. Allagamenti e sradicamenti di alberi segnalati a Mestre, San Donà di Piave e il Miranese. A Bevazzana di San Michele al Tagliamento un tir è stato rovesciato dal vento e ha schiacciato una pensilina. Colpite anche alcune imbarcazioni del polo nautico a Punta San Giuliano, ma non ci sono stati danni alla struttura.
E intanto il governatore Zaia con proprio decreto ha dichiarato lo stato di emergenza regionale. Il decreto rimarrà aperto in attesa che i comuni colpiti effettuino le opportune ricognizioni e il censimento dei danni provocati dal maltempo a opere pubbliche e ai privati. Venezia è l'immagine stessa della nostra storia e per la delicatezza del suo equilibrio ambientale e architettonico merita che questa nuova calamità venga affrontata con la massima tempestività, ha sottolineato il presidente della Regione del Veneto, che è in contatto con gli uffici competenti per tenersi costantemente informato sui danni procurati dagli eventi atmosferici. Non meno importanti sono Chioggia e le altre zone colpite, prosegue soprattutto in questi giorni in cui tutta la nostra regione, quella col maggior numero di presenze turistiche a livello nazionale, è una delle mete predilette in tutto il mondo. Ora veniamo allo spazio dedicato a Lo dico ad Antenna 3 con l'appello di un residente di Carpenedo preoccupato perché non viene eseguita la dovuta manutenzione alla canaletta che dovrebbe far defluire l'acqua quando piove evitando gli allagamenti. Da là in fondo a qua ci sono 3 centimetri di pendenza solamente. Otturati come sono, cosa aspettano? Che io vada sotto acqua? Non lo so. La preoccupazione del signor Meneghello, residente a Carpenedo tra via del Boschetto e via Vallon, è molta. La canaletta a ridosso del sottopasso della zona, che dovrebbe servire a far defluire l'acqua in modo che non allaghi la strada e di conseguenza la sua abitazione, è completamente ostruita dalle piante. Vorrei andare sotto acqua e dopo si tagliano queste erbe che c'è nel passaggio, perché i turisti che vengono con le biciclette cinesi, ci sono di tutto, e non lo so se lo fanno apposta o no, perché probabilmente nei loro paesi non hanno le erbe così alte e vogliamo farle conoscere. Non so se qualcuno me lo sa dire. Non si sa di chi ha la competenza di fare la pulizia di questo posto, perché un pezzo mi sembra che è della Desessile, un pezzo del comune, comunque il degrado è totale, non fanno niente da un anno quasi. Non fanno più niente. La preoccupazione del signor Meneghello è proiettata soprattutto ai prossimi mesi, quando le piogge dovrebbero essere più consistenti. Quando comincia a piovere l'acqua deve andare giù, così non va giù. Di qui l'appello a chi dovrebbe occuparsi della manutenzione. Chi è responsabile venga a pulire il fosso che c'è. Dovrebbe essere d'obbligo, mi sembra, per legge, che qualcuno. Di là tengo pulito io. Però la mia parte la tengo pulita io. Questo dovrebbe farlo, non lo so, chi del comune, non lo so, perché io ho chiesto anche a uno del comune, non cambia niente. Questo è il degrado, insomma, della zona, è un peccato perché le tasse le pago forse di più di qualcuno di Mestre. Lasciare così non va bene. Voltiamo pagina, la morte di Nicolò Ghedini, avvenuta a Milano all'età di 62 anni, una notizia che lascia senza parole il mondo della politica e il partito in cui ha militato per decenni, Forza Italia. Il coordinatore regionale Michele Zuin dice: non aspettavo una notizia del genere, ci siamo sentiti solo pochi giorni fa. Ci ha lasciato il nostro Nicolò, non ci sembra possibile, ma purtroppo è così. Addio, ciao, per noi sei sempre qui tra noi, nei nostri cuori. Un forte, fortissimo abbraccio, Silvio Berlusconi. È il cavaliere, è Silvio Berlusconi a salutare per primo sui social Nicolò Ghedini, 62 anni, padovano, il senatore di Forza Italia e difensore di Silvio Berlusconi, è morto a Milano all'ospedale San Raffaele, dove lottava contro le complicazioni di un trapianto di midollo per curare una grave forma di leucemia. Un fulmine a ciel sereno nel pieno di questa campagna elettorale d'agosto anche per il coordinatore veneto di Forza Italia, Michele Zuin. Sono senza parole perché l'avevo sentito anche qualche giorno fa e penso che sia stato un aggravamento degli ultimi giorni, perché insomma nessuno si aspettava una cosa del genere. Un cordoglio sincero e profondo da parte di tutte le forze politiche. Il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, confessa: ho un grande dolore, mi mancherai profondamente. Accanto a lei Antonio Tajani e l'amico e storico collega dello studio di Via Altinate a Padova, l'avvocato Piero Longo, che ricorda: era uno straordinario amico e collega, un grande lavoratore, un uomo senza vizi che ha condotto una vita sobria e riservata e che ha lasciato in noi un grande rimpianto.
Una vita dedicata al lavoro e a Forza Italia, quella di Niccolò Ghedini, come testimonia Michele Zuin, ricordando l'ultima telefonata di pochi giorni fa. Abbiamo parlato delle elezioni politiche, delle liste, eccetera, perché chiaramente io mi confrontavo anche con lui su queste cose, per cui lo tenevo informato di tutto quello che succedeva. Perdiamo una parte importantissima di Forza Italia nel Veneto. È stato anche lui coordinatore regionale, è stato più volte deputato e senatore, era una comunque delle persone, pur se non appariva, era una delle persone più importanti di Forza Italia, anche proprio per la linea politica e anche perché era un ascoltatissimo consigliere del Presidente. Dal Veneto arrivano tra gli altri il saluto e l'omaggio del Presidente della Regione Luca Zaia e la tristezza di Padova, la sua città, espressa dal sindaco Sergio Giordani. Sono molto addolorato per la scomparsa di Niccolò Ghedini. Ai familiari, agli amici e anche al suo partito Forza Italia rivolgo sincere condoglianze. Ora a Santa Maria di Sala, città natale dell'avvocato Ghedini, dove sabato mattina alle 11 saranno celebrati i funerali. Lì risiedeva con la moglie e il figlio. Il cordoglio della comunità ora con i ricordi del primo cittadino Natascia Rocchi. L'ho saputo ieri sera, me lo ha comunicato Nicola Fragomeni, il sindaco che mi ha preceduta, e sono molto rattristata di questa notizia. E come amministrazione siamo vicini alla famiglia, alla moglie, al figlio e in particolare alle sorelle, se mi è permesso, perché immagino il loro dolore per aver perso il piccolo di casa. Il piccolo di casa, ovvero il quarto dopo 3 sorelle, così Niccolò Ghedini nel ricordo di Natascia Rocchi, sindaco di Santa Maria di Sala, località natale del senatore, insieme a quella di tutta la sua famiglia, con il padre Giuseppe, anch'egli avvocato. E questa è la casa dove Niccolò Ghedini usava tornare a casa sua, soprattutto nei fine settimana, qui a Santa Maria di Sala, in via Rivale 55. Abitazione di famiglia divenuta quella salese dell'avvocato Ghedini, dove viveva con la moglie e il figlio. Niccolò Ghedini è stato un avvocato sagace, brillante, un tecnico molto preparato, e lui rimarrà nella storia per aver seguito processi che hanno fatto la storia del nostro paese. Persona colta, generosa e molto brillante, così Ghedini nella descrizione di Natascia Rocchi. La sua brillantezza è stata un po' un punto di riferimento di noi avvocati, ha avuto quella carriera che ogni avvocato vorrebbe avere. Nei ricordi del primo cittadino e i suoi incontri casuali del fine settimana con il senatore nell'edicola salese. Risale a 20 anni fa, perché poi lui ha preso altre strade rispetto alla mia. Ricordo che ci incrociavamo la domenica mattina qui a Santa Maria di Sala, entrambi prendevamo i giornali, ci scambiavamo dei saluti cordiali e io voglio mantenere questo ricordo che ho di lui. E lo abbiamo sentito, Ghedini aveva dunque seguito le orme paterne come avvocato, poi dopo l'incontro con Silvio Berlusconi l'avvio della sua carriera politica. Sto entrando dentro il tribunale. Lo chiede l'avvocato Franchini. Tribunale di Venezia, giugno 2014. Nel piano del processo Mose, Niccolò Ghedini non si concede ai giornalisti mentre entra in aula come difensore dell'ex doge del Veneto Giancarlo Galan. Una vita divisa tra le aule di tribunale, difensore con la D maiuscola di Silvio Berlusconi, una vita dedicata alla politica con un seggio in Parlamento tra Camera e Senato dal 2001 in Forza Italia, una vita trascorsa in Veneto tra Padova nello studio legale dove aveva mosso i primi passi accanto al già affermato avvocato Piero Longo e Santa Maria di Sala, la sua residenza di campagna. All'età di 62 anni è morto in un anomalo agosto di campagna elettorale Niccolò Ghedini, un principe del foro dai modi eleganti che 5 anni fa era stato eletto senatore nel collegio uninominale 6 Bassano del Grappa e così parlava di flat tax. Le risorse si troveranno dalle meno tasse. Veda, è uscito anche recentemente un saggio della cosiddetta flat tax, cioè della tassa piatta bassa, sì, che in alcuni paesi dove è sperimentata ha provocato un aumento del gettito fino al 40%.
Una vita in Forza Italia, di cui fu coordinatore veneto e di cui assunse le redini a livello nazionale nel 2016. Una vita dedicata alla giustizia, una vita in difesa di Silvio Berlusconi, di cui parlava così ai nostri microfoni nel gennaio 2013. Io credo che ancora oggi, se uno dovesse decidere chi affidare i propri risparmi tra Monti, tra Bersani e Berlusconi, non potrebbe che scegliere Berlusconi. Voltiamo pagina, andiamo alla cronaca. Crudeli e malvagie, così i carabinieri di Thiene hanno definito le 3 donne arrestate per rapine e furti commessi o tentati ai danni di persone anziane, tra loro c'è una veneziana. Agivano con metodo e senza scrupoli, una 24enne di Trento, una 27enne di Villa Marzana e una 28enne di Marghera, tutte di origini sinti e già responsabili di altri reati. A loro carico ci sono ben 17 colpi accertati dagli uomini dell'Arma, 3 rapine e 14 furti, di cui 7 andati a segno, per un bottino di circa 15.000 euro tra denaro e preziosi. I fatti risalgono al periodo tra settembre 2020 e aprile 2021 e sono stati commessi a Sarcedo, Marano, Zugliano, Chiuppano, Caldogno, Due Ville e Schio. Le vittime hanno raccontato di collane strappate con violenza dal collo o entrando in casa o con affiancamento lungo la strada, a cui seguiva la fuga a bordo di una vettura grigia. Il veicolo è stato poi intercettato e bloccato a Marano dopo un breve inseguimento e uno speronamento, in cui i militari, supportati dai colleghi in borghese, sono usciti fuori strada riportando lievi ferite. Le 3 presunte ladre sono state rinviate a giudizio al Tribunale di Vicenza. Paura per un escursionista 74enne caduta sulle montagne bellunesi e che ha perso i sensi, è stata tratta in salvo. L'elicottero è intervenuto a Forcella Zumeles nel Bellunese per soccorrere un'escursionista veneziana di 74 anni. La donna era caduta battendo il coccige e perdendo i sensi a causa del dolore. I soccorritori si sono calati con un birricello di 30 metri per raggiungerla e prestarle le prime cure del caso. Dopo essere stata posizionata sulla barella, è stata issata a bordo e trasportata all'ospedale di Cortina d'Ampezzo. Una squadra del soccorso alpino di Belluno è invece stata attivata per un'altra escursionista che, tentando di aggirare una galleria nella Valle del Mis, si è fatta male ad una gamba. Si tratta di una 57enne di Scorzè che si trovava a una 50 di metri dalla strada. È stata medicata dai soccorritori, portata al fuoristrada e accompagnata all'ospedale San Martino di Belluno. Sono 4.050 nell'ultimo mese i caffè serviti gratuitamente dalla concessionaria Cava ai viaggiatori notturni della A4. In termini di sicurezza si tratta di altrettante soste utili per ridurre il rischio di colpi di sonno e incidenti stradali. La promozione consiste in una tazzina offerta a chi si ferma nelle aree di servizio di Arino Est e Arino Ovest tra la mezzanotte e le 5 del mattino di ogni sabato e domenica. L'iniziativa è stata prolungata fino a fine agosto, aggiungendo i 2 principali weekend di controesodo. Per altri 2 fine settimana dunque, il 20 e 21 e 27 e 28 agosto, ci sarà un caffè gratuito per coloro che decideranno di fermarsi di notte nelle aree di servizio. L'obiettivo è incentivare le soste a favore di una maggior sicurezza sulle strade delle vacanze. Elezioni politiche dunque del 25 settembre, questa anomala campagna elettorale estiva che è decisamente ormai nel vivo. Dal lunedì prossimo alle 21:15 tornano il confronto e il dibattito di Ring e il talk show raddoppia il martedì. Buonasera, ben ritrovati in diretta. Dalla crisi di governo a una campagna elettorale anticipata, frenetica, sotto l'ombrellone. La corsa al voto del 25 settembre è già iniziata tra accuse, scontri, polemiche, candidature gradite e non gradite, alleanze nate e sfumate, attacchi a colpi di tweet. Una corsa che merita di essere raccontata fin nei minimi dettagli. Ecco perché il tradizionale appuntamento di Ring non solo torna in anticipo, ma raddoppia. Da lunedì 22 agosto alle 21:15 il confronto condotto dal vice direttore Ferdinando Avarino su Antenna 3 va in scena ogni lunedì e martedì. Ospiti in studio, collegamenti, dibattiti, servizi di approfondimento, i sondaggi sui temi caldi, i vostri messaggi in onda per esprimere come sempre in libertà il pensiero di voi telespettatori.
Perché mai come in questa campagna elettorale c'è bisogno di capire, informarsi, conoscere programmi e idee, ma anche retroscena e strategie. Ogni lunedì e martedì, dal 22 agosto, l'appuntamento con la politica è qui, con Ferdinando Avarino, alle 21:15. Il Ring di Antenna 3 è pronto per suonare il gong e dare il via al combattimento. Grazie a voi tutti per averci seguito e buonanotte da Ring. A lunedì dunque con il dibattito politico di Ring, noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, tra poco come sempre l'edizione di Treviso e ora le previsioni del tempo, arrivederci. Benvenuti al Meteo, previsioni per venerdì 19 agosto. Sul Veneto tempo instabile con diffusa nuvolosità soprattutto nella prima parte della giornata. Sono attese schiarite a partire dalle prime ore della sera. Previste precipitazioni principalmente a carattere di rovescio o temporale soprattutto sui rilievi. Temperature in calo, specie sulle zone centro-orientali. Minime comprese tra i 19 e i 21 gradi, massime tra i 25 e i 28 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia atteso tempo variabile. Dalla notte fino al pomeriggio saranno probabili rovesci e temporali sparsi a carattere intermittente su tutte le province. Le piogge potranno essere localmente anche abbondanti. Dalla sera è atteso un miglioramento. Temperature minime comprese tra i 20 e i 23 gradi, massime sui 27 e 28 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo instabile al mattino, con la possibilità di rovesci anche temporaleschi. Per il pomeriggio è atteso un graduale miglioramento. Temperature sui 21 gradi, massime tra i 25 e i 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.